Amici bellini, è tempo di Champions. Mamma mia, sti capelli, proprio sveglio da poco. È tempo di Champions, siamo in vigilia assoluta e quindi dobbiamo fare un po' di ipotesi di formazione, parlare di questa intervista e domande interessantissime. Cominciamo. Allora, amici belli, è importante, amiche bellissime, è importante sbloccare l'algoritmo. Qualcuno si iscriva al canale perché JLamp è stato ringraziato già e quindi sbloccate, perché questi sono software che non funzionano sempre bene. Lo so che vi state iscrivendo, quindi qualcuno nuovo, tu che ti sei, ma come volevi sapere le formazioni, probabili formazioni, e noi ci buttiamo e cerchiamo di indovinarle. Ovviamente lasciamo i like per le domande interessantissime. Ce stanno alcune che mi sono scritto, mamma mia, proprio vabbè, andiamo con calma, poi dopo vediamo il passiamo all'ambrabam tattico. Prima di cominciare, ovviamente Spalletti si presenta con questo tutore, insomma, così, e quindi sente il dovere, insomma, gli dicono il naso, cioè, dici devo dire questa cosa qua, sì, e c'è una lista infinita bella buona, sì, tu ma ci volevo calmare tutti questi dettagli incredibili, e chissà se sono poi delle risposte, perché poi dice pure il fatto della talpa, insomma, tutta una serie di cose. Sono andato là, sono andato qua, poi sono viaggiato, mi hanno aspettato, ringraziamenti a tutti i dottori, eccetera eccetera, insomma si è infortunato Spalletti e quindi frattura la clavicola, roba così, e lui poi ringrazia tutti quelli che deve ringraziare, e poi ringraziamo anche la talpa, cioè, così, e qualcuno poi ride dalle cose, e Lombardo subito, c'è poco da ridere, e poi lo becchiamo prima o poi e faremo e diremo la Champions League il livello, vabbè. Non fa niente. Le domande a Di Lorenzo. Allora, povero capitano, nel senso che ha dovuto fare veramente una mezz'oretta di ripetizione delle solite solfe con domande che veramente, cioè, tu tieni l'opportunità, tu giornalista, di fare una domanda in conferenza internazionale in Champions League. Vabbè, come si deve fare? Vabbè, ci dobbiamo mettere voglia, determinazione, il pubblico, eccetera eccetera. Vado veloce su Di Lorenzo, perché poi c'è veramente poco da dire. Dice, tu c'hai esperienza, altri meno. Di Lorenzo molto onesto, molto onestamente dici, ma manco io ho tutta questa esperienza, perché poi alla fine come numeri, proprio come partite giocate in Champions League, ce ne sono proprio poche, e quindi però dobbiamo affrontarla senza timore, altrimenti queste squadre annusano il pericolo, annusano il timore della squadra avversaria e ti azzanano proprio gli squali che cominciano a sentire, ti esce un po' di sangue dal naso e ti ammazzano. Poi c'è la domanda su Kvara. Ovviamente non ci dobbiamo sorprendere se poi, anzi sono stato sorpreso che non ci fossero giornalisti sudcoreani, però ovviamente il giornalista georgiano chiede di Kvara e dice, tu festeggi i gol di Kvara, gli hai mandato i messaggini, eccetera eccetera. Giustamente Di Lorenzo dice, io festeggio tutti i gol, poi anche da capitano lo fa comunque, lo avrebbe fatto comunque, lo faceva comunque, da capitano ancora di più deve andare, eccetera eccetera, e dice sì, gli ho mandato un messaggino quando è arrivato, quando era ufficiale. E qua ho scritto wow interprete, perché abbiamo scoperto che Patrick, che poi Spalletti ringrazierà anche alla fine e dice bravo Patrick, bravissimo Patrick, e come lo dice bene, schiaffetto morale a tutti quegli altri che non riescono ancora, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, è proprio bello, proprio scandito bene tutte le lettere così, allora si può fare, non è detto, non è così difficile, se lo senti una volta lo ripeti bene. Il si può fare ritorna anche nei ricordi di quel gol che poi Di Lorenzo, il passaggio a Mertens, eccetera eccetera, nell'altra partita con il Liverpool di 3 anni fa, eccetera eccetera. Si può fare, sì, si può fare. Ma l'esame per la difesa, Di Lorenzo ci ricorda che poi la difesa, la fase difensiva la deve fare tutta la squadra, e siamo sempre nelle solite cose. Un po' di rischi, dice Di Lorenzo, te li devi prendere quando giochi con queste squadre così, quando attacchi ovviamente devi sempre pensare all'equilibrio, ma se non ti prendi poi dei rischi stai là e ti fanno, quindi ti devi prendere dei rischi quando hai la palla, quindi anche qualche dribbling, qualche responsabilità, qualche lettura la devi fare. Il Liverpool è in difficoltà, gli chiedono, non lo direi ad alta voce che il Liverpool è in difficoltà, magari sì, non hanno cominciato benissimo in campionato, ma questa è una nuova competizione,
situazione, partiamo tutti a zero. Quanta voglia hai? La voglia è la voglia dei senza esperienza. Questa cosa ritorna anche come domanda di Spalletti, perché da contraltare, se ci sono dei giovani che non hanno esperienza in Champions League, potrebbe essere l'entusiasmo della nuova esperienza, eccetera eccetera. Sarà tutta lì la partita, ragazzi, se ti fai prendere con le gambe che tremano, oppure se con coraggio vai e fai il tuo gioco. Poi può essere pure che tu hai tutto il coraggio, tutto l'entusiasmo, tutta la sfrontatezza e gli avversari sono più bravi, cioè non c'è dubbio. I vecchi capitani, quindi tu hai mandato un messaggio a Kvaratskhelia e gli altri capitani Insigne, Koulibaly, te l'hanno mandato un messaggio? Te l'hanno mandato Di Lorenzo un messaggio quando sei diventato capitano? È importantissimo, la gente vuole sapere se ti hanno scritto un messaggio. Sì, ci sentiamo. Vabbè. Le prime 8, cioè avete l'obiettivo, la voglia di arrivare tra le prime 8, l'obiettivo sarebbe passare il girone, perché siamo tanti 2 anni che ci manchiamo, eccetera eccetera. Quanto è mancata? La Champions League. Non ho scritto proprio niente come risposta, perché che scrivo a fare? E poi ti sei preparato un discorso da capitano, eccetera eccetera. E quanto hai sognato questa partita? Quanto hai sognato? Dice Di Lorenzo che non si prepara nessun discorso, se ci sarà modo di farlo o bisogno di farlo andrà a braccio così, e quindi va avanti. E poi dice no, non mi hai risposto. Quanto hai sognato? Quanto hai sognato questa serata di Champions? Non lo so quanto ha sognato. Poco. Di Lorenzo risponde: ho sognato poco, io non sogno, dormo. Il cappello in Champions. Allora, gli chiedono a Spalletti, perché poi passiamo a Spalletti, e passando a Spalletti io direi di passare anche all'Amrabat tattico così, però col rosso non mi sembra il caso, mettiamoci in blu e azzurro. Poi dovrebbe essere così, perché se loro vanno in... però non è detto prima maglia e seconda maglia, perché le squadre in Champions poi dopo hanno degli obblighi commerciali di sponsorizzazioni, magari devono pushare una terza maglia, non lo sappiamo, vediamo. Ti sei messo il cappellino della Champions, il premio la Champions è un premio a quanto di buono fatto l'anno scorso, eccetera eccetera. La frase che si inventa Spalletti, che teneva bella preparata e funziona: una palla morta prende vita e decide la partita, quindi devi stare sempre acceso, e questa cosa poi tutti i giornalisti: allora questa palla morta la possiamo far diventare viva, eccetera eccetera. Poi gli chiedono di Lozano e di Osi, e qua possiamo già mettere, in realtà Lozano lo metto in seconda battuta, metterei Politano titolare stavolta, anzi l'ho messo anche l'altra volta sbagliando, però sai, dice Politano è a disposizione, si è allenato bene, l'infortunio non è stato gravissimo, però ho visto Politano in gran forma e quindi potrebbe partire lui. Su Osi bisogna fare ancora dei discorsi, quindi io scriverei Osimeone così non sbagli. Metti Osimeone un Osi e gigante in attacco, un bel combo, e vediamo, perché ancora non si è allenato ieri, oggi si è allenato a parte, domani faranno gli ultimi accertamenti. Il Liverpool è superiore, è chiaro, però devi stare acceso al massimo altrimenti. E Spalletti ci ricorda che in effetti c'è stata questa reazione, lui si aspettava e voleva vedere la reazione dopo il passo falso con il Lecce, c'è stata, e adesso bisogna confermare quanto di buono fatto in termini di esperienza e di personalità. Si gioca per il pareggio, firmi per il pareggio, noi dobbiamo imitare la partita fatta con la Lazio, ma non vogliamo complimenti, non ce ne vogliamo uscire con i complimenti, giochiamo per vincere, e ovviamente così, se poi giochi per il pareggio, giocare per il pareggio o anche dare il messaggio che stai giocando per il pareggio, ti ammazzano, quindi giusto dire così. Poi Kvara è interessante, poi gli dicono ma lo sostituisci sempre, e noi l'abbiamo anche detto che questa cosa è simile a quello che Spalletti faceva con Insigne l'anno scorso a inizio campionato, e Spalletti risponde con calma, stavolta senza incazzarsi col giornalista, dice si sostituiscono anche i più forti quando ci sono dalle 5 sostituzioni, insomma non è detto che le debba fare tutte per forza fino alla fine, eccetera eccetera. Bisogna fare lo switch in Champions, perché le partite sì con la Lazio è difficile, però in Champions è tutta un'altra cosa, e Spalletti ci ricorda, e quasi dalle sue parole si vede, io vedo l'intensità del Liverpool, l'intensità delle squadre internazionali, e non solo del Liverpool, perché loro sì, la Premier giocano così anche il campionato, ma tutte le squadre europee le abbiamo visto anche con squadre più piccole, che poi quando le vai a affrontare vanno al doppio di noi, sono intensissimi su tutti i palloni, e ci ricorda tatticamente, lui si è visto Liverpool, Everton, eccetera eccetera, c'hanno queste pallate non solo verticali
musicali, ma anche i cambi di gioco che loro fanno, che poi è una cosa, se voi guardate le partite del campionato inglese, il pubblico è proprio abituato a questi cambi di gioco e lo applaude sempre, come se fosse una grande giocata tecnica. E il cambio di gioco da un terzino all'altro, oppure la sventagliata di tantissimi metri per mettere in difficoltà la squadra sul lato debole, e questa è una cosa che loro fanno spesso e devi stare attento. E poi Spalletti ci dà un dato rispetto al Napoli-Lazio, che praticamente è stata Lazio-Napoli, che è stata 30 rimesse laterali, perché noi stiamo sempre attenti il dentro, il fuori, dove sta a giocare. Loro no, loro 60 rimesse laterali contro l'Everton, proprio perché fanno questi cambi di gioco continui. Questo è un dato interessante, grazie Spalletti che ce lo dai, qualcosa di cui parlare di campo, altrimenti siamo fritti. Siamo giovani, no, la cosa più importante, i 60.000 tifosi, dobbiamo dirlo, l'urlo del San Paolo, l'urlo della Champions, la musichetta. Abbiamo scoperto che ci sono anche altre musichette che si sentono negli spogliatoi aperti, si sentono gli urli della squadra avversaria, eccetera eccetera, e l'urlo però del San Paolo, del Maradona, lo sentiranno fino ad Anfield e altre cose. Siamo giovani, può essere un vantaggio, quindi la solita, la stessa domanda, eccetera eccetera. Sì, noi dobbiamo essere bravi anche quando non siamo belli, ci spiega Spalletti. Questa è una cosa classica del Napoli, prima di Spalletti, con Gattuso, con Ancelotti, cioè noi siamo, di solito svanghiamo la partita sempre quando giochiamo molto bene, invece dobbiamo essere bravi anche ad approfittare di una palla sporca, di fare una partita anche non bellissima esteticamente, ma poi di essere concreti sotto porta, che è una cosa che il Napoli di solito non ha. Quindi la prestazione più che il risultato, e Spalletti ci ricorda che senza la prestazione, e si rifà proprio al discorso di prima, è difficile anche vincere, quindi dobbiamo sicuramente performare. È onorato di stare accanto a Klopp, il confronto con Klopp, eccetera eccetera. Già mi sono messo il cappellino per assomigliare, eccetera. Klopp rappresenta uno di quelli che sono dei riferimenti quando vuoi parlare di una filosofia di calcio, e ce ne sono pochi come lui, e quindi ben identificabile come calcio. E poi a Spalletti piace salutare anche Alisson e Salah. Alisson lo definisce il centravanti dei portieri, e Salah ci ricorda un suo recupero di 60 metri quando la Roma era in vantaggio. Ne parlammo su questo canale di quell'intervista dove Spalletti parlava tanto di tattica e faceva vedere i movimenti della sua Roma dell'epoca. Ecco, questo recupero di Salah, una Roma che, se non sbaglio, era anche in vantaggio, quindi lui aveva mentalizzato un giocatore così tecnico e così attaccante, poi sempre record di gol in continuazione, anche al recupero, quindi vedi l'equilibrio, eccetera eccetera. E poi bravo Patrick, veramente bravo Patrick, perché devo dire che le traduzioni, noi che un pochino l'inglese lo mastichiamo, erano perfette, veloce, preciso, non si è inventato niente ed era sul pezzo. E questi sono i professionisti che noi vorremmo vedere in tutte le conferenze stampa. Andiamo a mettere un po' di giocatori in campo a questo punto. Sì, penso che a questo punto ci mettiamo Navas in porta per la sua esperienza internazionale. Di Lorenzo credo che non ci siano dubbi, non è che facciamo esordire Zanoli, ma all'esordio in Champions ci va Rachmani, all'esordio in Champions ci va Kim. Questi due sono due esordienti, se non vado errato. Voi mi potete sempre contraddire e correggere nei commenti, e anche qui ci confermerei Mario Rui. Non credo che Oliveira, non lo so, non credo. Il centrocampo non può essere in discussione. Ovviamente abbiamo sempre il dubbio Ndombele, se Spalletti si è innamorato, ce lo fa vedere, anche se a noi sembra fuori forma, ci spiegherà il perché, ma qui ci dobbiamo mettere Zielinski, che è quello che ha più esperienza internazionale in questo Napoli. Ovviamente sì, ce lo mettiamo, lo stesso Elmas, lo stesso Ndombele, quindi qua ce lo scriviamo, ma credo, ragazzi, che siamo di fronte alla formazione base, che conosciamo. Qui ci metterei Kvara, che anche lui all'esordio assoluto in Champions League, però qualche partita internazionale se l'è fatta. E quindi abbiamo la solita cosa, il dubbietto è questo, insomma, il Politano Lozano come al solito, o Simeone, lo sappiamo, Ndombele e Elmas sempre come primi che possono essere inseriti. E ovviamente c'è Raspadori, che anche lui sarebbe all'esordio totale. Insomma, questo poi è la chiave di questa partita. Molti giocatori sono all'impatto, al primo impatto. È una squadra giovane e ne puoi pagare
pagare anche il prezzo, e speriamo che avvenga l'altra cosa, cioè che sei sfrontato, che ti va bene, e che magari il Liverpool c'ha pure un momento di dice questi sono giovani e magari ci sottovalutano, e tu vai, come per esempio capitò col Chelsea all'epoca di Cavani, eccetera eccetera. Magari il Napoli può farla da outsider e ci possiamo divertire, speriamo bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto, voi fate le cose belline, lasciate i like finali che vi siete dimenticati, perché sono propedeutici a un grande risultato del Napoli, perché è una questione di legge di attrazione, di pensiero positivo, di se tutti guardi, poi lo sappiamo che il resto dell'Italia ci guffa, però poi anche loro devono giocare, conviene farvi, siete fatti bene i calcoli, non lo so. Da New York, l'unica cosa, non dobbiamo essere fragili mentalmente, è l'unica cosa che chiedo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.